c'è il timore perché questa gente qui sa chi sei, no? E quindi sa dove parcheggi e quindi il segretario ha avuto anche a suo tempo la macchina, insomma, con delle strisce, c'è sempre un po' di timore, Certo. ovviamente sempre di più. Difficile cancellare la paura per il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza dopo le minacce e il tentativo di aggressione subiti ieri fuori dagli uffici di via Fiumicelli. Sono circa le 14, in quel momento sulla città sta imperversando un forte temporale. Quando Pozza esce da una porta di servizio sotto i portici, di fronte all'ingresso trova un gruppo di ragazzi. Trovo i soliti sbandati e mi faccio largo, ma già era mezz'ora che gridavano, battevano pugni e altro. E a quel punto dico calmi, e uno si toglie la maglietta e inizia ancora di più a litigare con l'altro, lo butta per terra, gli dà cazzotti e gli dico ragazzi calmi, fermi. A un certo punto un ragazzo dell'est alto mi viene incontro con fare minaccioso, mi dice cosa vuoi, dammi il telefono. A quel punto il presidente si rifugia in un bar vicino, da dove chiama i carabinieri che in pochi minuti raggiungono la zona, ma il gruppetto nel frattempo si è allontanato. Vederti venire contro un ragazzo di oltre 1,80 m con fare minaccioso non è piacevole. Ho avuto paura, racconta ancora Pozza. Non è una novità, non è una novità perché dicevo, sì, ci sono le telecamere, però nonostante ci siano le telecamere, ok, questi continuano a fare quello che vogliono. Quindi bisogna togliere l'alcol, insomma non è possibile, poi c'erano dei turisti dentro nel bar, anche il bar era pieno di gente, insomma è brutto vedere questi episodi, questa gente che si rincorre a parolacce, ubriachi, mezzi nudi, è una brutta immagine, sì, ma è che è tutta circoscritta in quei 50 metri che sono di porticato. Appena 15 giorni fa c'era stato un vertice tra Camera di Commercio, Forze dell'Ordine, prefetto e questore proprio sulla richiesta scritta dello stesso presidente Pozza di un intervento nell'area che gravita intorno alla Camera di Commercio. Mi auguro insomma che quanto prima si possa mettere fine a tutto questo. Ecco.